Marco è già andato avanti e non mi aspetta, faccia da culo. Cambio parona! Adesso facciamo il cambio parona. Fioi e benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Oggi siamo diretti anche in questo video sui colli. Nel video precedente ho fatto una commissione, sono andato a prendermi un telo per la moto perché ero senza, e poi ho fatto un giro sui colli. Oggi andiamo a fare un giretto sui colli, ma non siamo da soli. Intanto dico da soli al plurale e non da solo, perché sono con il mio capo, il mio boss, la mia donna, e siamo diretti lì perché dobbiamo trovarci con Marco e Somorosa. Marco, per i veterani che sono del mio canale, per chi se lo ricorda, era quel pazzo furioso con l'R6 bianca, e eventualmente vi lascio qua in descrizione e in alto a destra un paio di video dove c'è lui. Oggi perché ci troviamo con Marco? Sapete che Marco è da un po' che non viene più sul canale, non c'è più sul canale perché ovviamente c'è i suoi impegni e questo e quest'altro, eccetera eccetera eccetera. Gli manca il tempo tra il lavoro e tutto quanto, quindi siamo riusciti oggi a trovarci. Abbiamo organizzato diciamo più un pranzo sui colli, una roba da andare a mangiare tutti insieme. Siccome dobbiamo andare a mangiare alle 2, madonna, ora delle 2 faccio tempo, forse mi passa anche la fame, ci dobbiamo trovare a Torreglia per fare un piccolo aperitivo, perché da buoni veneti prima si beve e poi si mangia. Facciamo un piccolo aperitivo, poi ci facciamo il tragitto insieme fino su, dopo da là in teoria verso le 2, non so se avanza il tempo, se hanno impegni loro, probabilmente forse dopo faremo un piccolo giretto sui colli, poi ci divideremo e andremo a casa. Bravo, ok, abbiamo fatto aperitivo, adesso direzione pappa. Attualmente l'1:30, Marco è già andato avanti e non mi aspetta, faccia da culo. Non me lo prendiamo perché tanto non è in moto. Adesso vi faccio vedere che mezzo ha. Eccolo qua, eccolo qua! E niente, Marco si è comprato un quad, ha dato via l'R6 per comprarsi un quad. Non so se mi fa un po' ridere perché lui mantiene un po' quella guida un po' quella da moto, fare i sorpassi e tutto, però non so se si ricorda che ha un mezzo un po' più grande di una moto a 2 ruote. Marco non può più toccare i ginocchi, fa neanche più farmi vedere la magia. Eccoli là, li ho intravisti, carabinieri, vabbè, sono tutti qua. Qualcosa deve essere successo, però c'erano anche i vigili del fuoco. Sei distributore automatico? Adesso vediamo se Martina si ricorda ancora come che si fa. Ma porco del... Vediamo ste... Beh, la prima volta io che ho sempre detto non monterò mai sull'R1 perché la bara volante, cazzo! Tutto che rimagnate!
Cambio Parona! Adesso facciamo il cambio Parona. E andiamo. E siamo arrivati. Allora, adesso vediamo dove mettere la moto. Penso che la metterò qua, come mi piace di più. Vai, vai. E ora? No, buono. Eh sì, tu eri salito solo su Z. Buono, ma anche quella roba che ha dietro la capa è una figata. L'ho comprato apposta? Non si chioda neanche se porchesi. No, no. No, però bello. Mancava rifare sto giro. Ciao. Ma secondo me anche l'SL confronto all'R6, Quello non lo so. Sì, secondo me sì, è più comoda questa. Pensi sia un po' più morbida e più larga? È più larga, è piaciuta meglio, la R6 è più stretta. La Parona ha provato la comodità dell'R1, quindi sai che se devi fare il cambio di quad a moto puoi comprare l'R1. Come larghezza di seduta si stracomoda, cazzo. Allora come è andata? Bene? Di come sei andata? Rilassata? Come veniamo in caverna? Esatto. Compriamo un quad? No. No? Prendiamo l'R1? Sì. Niente, non si schioda da Sono due case diverse. non si schioda da quest'idea. Io l'R1 la devo tenere finché il motore proprio non cade per terra. Vabbè, devo mangiare che ho fame. Bene, dopo aver pranzato, che abbiamo mangiato anche davvero molto bene e speso anche poco, bel piatto di pigoli al ragù di cinghiale e come antipasto affettato misto. Adesso scendiamo e facciamo un'altra piccola sosta su Atteolo, dai, beviamo qualcosa perché il signorino Marco voleva mangiare il gelato, io bevo perché dopo il caffè non ho bevuto più niente. Porco, sono cagato addosso, zio ciufolo. Via con le tri. Amore, Com'è? andassi in piedi, prima io lo sentavo. Adesso spero di non cascare. Adesso, no, adesso vado in strada qua. Te monti qua sulla rampa. Che se faccio a curva non so neanche in corto che gli era olio. Sono andato a parcheggiare proprio sotto l'olio. Pare olio dalla viscosità. Mamma Leo, io non mi sto guardando. Ma guardami il livello dell'olio, là, sul vero. Non può essere la mia. C'è, Ora no. è il massimo. Gli era già qua, ora, gli era già qua. Ma perché avevo sporca la ruota davanti. Lo so. Cioè, era qui. Se vado su par di A, faccio tranquilla scialla. Molto bene, adesso ritorniamo a casa. Dopo aver pranzato e ad esserci fermati per bere qualcosina, Marco ci ha salutati e lui è andato verso casa. E adesso ci abbiamo anche noi. Il problema è che adesso per un po' di chilometri andrò via piano perché, come avete capito poco fa, io Mona non mi sono neanche reso conto, ho parcheggiato sopra quella che sembra essere una chiazza d'olio. Per fortuna vabbè, le gomme sono sporche, non tantissimo, solo su un punto sono sporche. È passato un elicottero. Là! Elicottero! Là! È qualcosa di acqua? Sì, è un incendio. Che c'è cisterna di acqua là? Mario.
va via. Quindi anche se delle prove non penso sarà di fare delle prove. Beh, guarda che era da stamattina che erano qua, da quando c'erano i carabinieri. Ma se così. Qua una roba colorata giù, c'erano i vigili. Sì, ieri i vigili del fuoco qua. Protezione civile. Può essere che sia anche un'esercitazione? Si deve fare delle prove. Ah sì? Ma adesso da stamattina? Sono passato verso l'una e mezza qua. No, prima, oggi. Ho visto qua che c'era vigili del fuoco e tutto. Ma sul versante est di sta montagna qua? Ma cioè si può andare in moto anche la strada è chiusa. Non ci sono problemi. Però da là si vede l'incendio. Cioè. Ah ok. Ah ok. Vabbè. Grazie. C'è un incendio. Forse riusciamo anche a vederlo, forse. In teoria la strada dovrebbe essere aperta, ma non so se si vede. Non so, ma si è visto l'elicottero passare. Mi vedo che era nel versante est, quindi dovrebbe essere queste zone qua. Però non vedo fumo. O è nel versante est l'EDA, che non si vede. No, da qua non si vede l'incendio. No, se neanche se andando giù per Brescello si vede. E vabbè, niente incendio, niente di interessante, abbiamo fatto un giretto easy, quindi posso anche concludere qui il video. Ragazzi, io spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like e un commento se volete. Se siete nuovi vi invito anche a iscrivervi al canale. Come dico sempre, anche in descrizione trovate tutti i link dei miei social. E io vi saluto, da Sector è tutto e ci vedremo in un prossimo video. Vai a fioi! On my own, yeah. I live for music, yeah. I love to do it, yeah. It's therapeutic and I need it to get through it, yeah. I keep on moving, yeah. I keep on doing, yeah. I keep improving so people can feel it too and go on and fix their lives one decision at a time, one vision, one mind. We're winning this.